Cari amici di Sapuri, bentrovati. Sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier Bibenda. Oggi vi porto a Marsala da Cantine Paolini. Cantine Paolini che nasce da una idea di visionari vignaioli di Marsala pensate nel 1964. Nel 1972 avviene la prima vendemmia prendendo spunto dalla storia dei monaci paolotti che già nel Cinquecento vinificavano in questi territori. Paolini è un nome plurale, fatto di uomini e donne che ogni giorno con grande passione lavorano per portare nelle nostre tavole ottimi prodotti di questa zona meravigliosa della Sicilia occidentale. Paolini è un racconto, un'odissea di passione, storia e tradizione che si dipana attraverso il nostro spirito mediterraneo. Sono circa 1000 i soci per 4000 ettari fra Marsala, Trapani, Salemi e Mazara del Vallo. Le zone più all'interno sono dedicate con territori di medio impasto ai vini rossi, fra i quali ad esempio il Syrah o il Perricone. Le zone costiere invece sono quelle ideali per i vini bianchi come lo Zibibbo, questo grazie all'influsso del mare, ai terreni sabbiosi e ad alla salsedine. 6 le collezioni di vini Paolini. La collezione oro spicca fra tutte. Oggi degustiamo insieme Disiu, Zibibbo Secco 2023. Disiu 2023 si presenta di un colore giallo scarico, molto luminoso. I profumi sono tipici di un'uva aromatica quale il moscato di Alessandria, che localmente si chiama Zibibbo. Note di fiori freschi, di frutta a polpa bianca, note di gelsomino, anche degli accenni di pasticceria. Il sorso è molto piacevole, molto lungo e persistente. Queste note aromatiche riempiono il cavorale con piacevolezza. È un vino che si abbina straordinariamente con piatti di pesce crudo, con piatti di pesce al forno, molto lungo, straordinario anche come aperitivo. E come diceva Goethe, la vita è troppo breve per bere vini mediocri.